sono tanti agricoltori, penso, vero? Basta incazzarselo la mano. Gli agricoltori vanno tenuti e conosciuti non come solo agricoltori. È un agricoltore? No, si chiamano sentinelle del territorio. Cioè sono agenti del territorio. Bene, adesso lascio la parola al nostro cancelliere, ovvero il nostro Gonzani, che dichiarerà e nominerà i nuovi cavalieri dell'ordine. Allora, con la bolla numero 33, la solenne dieta del Magnum Consiglio ha benignamente concesso l'onore dell'insegna di nobile cavaliere del magnifico ordine della Clava per virtù ed eccelsi meriti in Valpolicella, per aver fatto pronomio Daniele Cipriano. Gioca forte! Gioca! Allora, con la bolla numero 32, la solenne dieta del Magno Consiglio ha benignamente concesso l'onore dell'insegna di nobile cavaliere del magnifico ordine della Clava per virtù eccelsi meriti in Valpolicella a Claudia De Fanti, Negra AD 15-12-2012. Allora, i suoi meriti, diciamo che voi magari non li conoscete, ma con Marco ha promozionato il nostro olio assieme al suo radicchio. Allora, la Claudia ha deciso di fare la Claudia per due motivi. Il primo, per dare un segnale. Il segnale che l'olio da solo non può affrontare i mercati, ma deve unirsi con altri, come il radicchio, come il pane, come la patata dell'Alsigna, con altri prodotti. Noi siamo andati lì proprio insieme sul loro invito ed è stata un'esperienza meravigliosa perché ci ha fatto capire che possiamo vincere i mercati solamente unendoci con altre realtà. Quando faremo il corso di dimostrazione degli oli, utilizzeremo i prodotti anche della Bassa per far vedere come poter accostare questi due prodotti e fare delle commercializzazioni insieme. Bravo. Grazie Claudio. Con la bolla numero 21, la solenne dieta del Magno Consiglio ha benignamente concesso l'onore dell'insegna di nobile cavaliere del magnifico ordine della Clava. Noi lo vogliamo ringraziare come promotore della Valpolicella olio e vino. Voi sapete che grazie proprio ad Amori, che ci ha già promesso un aiutino, diciamo, della Camera di Commercio. Perché quando abbiamo iniziato tutta questa preparazione del palio e quello che verrà poi in futuro, ci ha dato la possibilità di partecipare a un evento molto importante che si è tenuto a Verona verso aprile, che è stato il congresso delle Camere di Commercio a livello mondiale, dove abbiamo potuto direttamente incontrare tutti i responsabili delle varie Camere di Commercio che vanno dagli Stati Uniti al Belgio, altri paesi, quindi è già stata aperta questa porta. La bolla numero 30, la solenne dieta del Magnum Consiglio ha benignamente concesso l'onore dell'insegna di nobile cavaliere del magnifico ordine della Clava per virtù eccelsi ed eccelsi meriti in Valpolicella a Cesare Veneri. È stato l'artefice del nostro collegamento con Innsbruck, siamo andati con lui, abbiamo visti a fine novembre, abbiamo aperto un bellissimo gemellaggio con loro e penso che a febbraio andremo di nuovo in comitiva su, questa volta vogliamo andare con un marco che rappresenti tutta la valutazione dell'olio, perché altrimenti non ci danno assolutamente ascolto se ognuno va su per i cavoli suoi e quindi bisogna assolutamente avviare questo processo di marchio unico per poter di nuovo andare a affrontare altri mercati. Grazie. Grazie Fabio. Allora, la 31, la solenne dieta del Magnum Consiglio ha benignamente concesso l'onore dell'insegna di nobile cavaliere del magnifico ordine della Clava per virtù ed eccelsi meriti in Valpolicella a Pierantonio Bragio. Bolla numero 28, la solenne dieta del Magnum Consiglio ha benignamente concesso l'onore dell'insegna di nobile cavaliere
del magnifico ordine della Clava, per virtù ed eccelsi meriti in Valpolicella, a Paolo Arena, oggi ne grà 15 del 12 del 2012. Antonio Guglielmi. Prego. Emozionato? Avete bisogno. Un bel applauso, grazie. Al secondo posto, con la bottiglietta numero 10, Villa Grine. È il primo anno, ma non è sempre già così, Il primo classificato, azienda agricola Baccarella Monica, che è stata la prima classificata nella classifica del Sandro. Bene. Vuol dire qualcosa al futuro cavaliere dell'olio donna?